I fedeli sono pregati di non dare l'elemosina ai mendicanti in chiesa e nemmeno nei dintorni. Il cartello nella bacheca della chiesa di Santa Lucia in pieno centro a Padova nei giorni che hanno preceduto il Natale ha creato non poche polemiche in città. Un avviso che ha stupito e fatto discutere, visto che è apparso nel giorno dell'antivigilia di Natale, soprattutto nella bacheca di una chiesa, luogo d'eccellenza della carità. Nella zona gravitano alcuni mendicanti che sostano nei gradini della chiesa, che è sempre aperta per accogliere i fedeli anche fuori dagli orari delle celebrazioni. Stupito e scandalizzato di questo messaggio si è detto Don Albino Bizzotto, che ha fondato l'associazione Beati Costruttori di Pace. Sul fatto è intervenuto anche Don Giovanni Brusegan, teologo e rettore della Cappella Universitaria di San Massimo a Padova. Mi pare corretto da parte mia intanto precisare che bisognerebbe chiedere direttamente, conoscere meglio il caso, il contesto. Ciò non toglie però che dobbiamo fare delle valutazioni molto importanti, molto serie, perché per noi amare il prossimo, aiutare chi ha bisogno, vedere Gesù nell'altro fa parte costitutiva, alternativa e profetica del messaggio cristiano. Quindi prima che possiamo disdire questi precetti, questo comandamento nuovo di Gesù, dovremo avere delle motivazioni molto importanti. Il confine è tra il diritto e il dovere di amare, che non ci viene mai tolto, e quello della paura, dell'insicurezza, della garanzia di essere, per così dire, rispettati. Nel contesto specifico io credo che i dintorni non siano nelle mani della giustizia di un'eventuale parrocchia, chiesa, ma vadano vigilati da chi di dovere. Bisogna che stiamo attenti nel nostro paese di non cadere nella dabbenaggine, ma nello stesso tempo di non perdere l'educazione al rispetto, alla dignità di ciascuna persona, indipendentemente dal colore, dalla religione e dallo stato che sta vivendo.